Priorità ai veneti, dopo non saprei spendere di più. Dalle case di riposo agli alloggi popolari, dai bonus famiglia per il sostegno dei disabili al bonus a scuola per le paritarie. Il criterio, prima i veneti, già proposto per accedere ad asili nido e materne e già a rischio di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, viene ora proposto anche per accedere agli altri servizi del welfare regionale. La proposta di legge vorrebbe che per accedere alle agevolazioni regionali, per entrare per esempio in casa di riposo o per ottenere contributi per affitti onerosi, il richiedente certificasse di possedere la residenza anagrafica in Veneto o di aver prestato attività lavorativa da almeno 5 anni entro i confini regionali. La ritengo una buona idea, soprattutto perché alla fine chi lavora qui anche da molto tempo crea un servizio anche per il territorio. Non del tutto, perché comunque tutti avrebbero bisogno appunto tutti dovrebbero avere le stesse opportunità. Ritiene una buona idea questa come parametro per accedere ai servizi? Non la trovo tanto giusta ed equa per tutti. Un po' discriminatoria? Sì. Ma nel primo dei due articoli si capisce cosa c'è dietro, la scarsità di risorse. I soldi non basterebbero per tutti, bisogna fare una selezione, da qui il criterio, più o meno discutibile, prima i veneti. Lavorando qui non conta che uno venga da chissà dove, perché poi il servizio viene svolto qui, quindi non credo che questa sia una componente discriminante. Un principio, quello della residenzialità, spiegano da Palazzo Ferrofini, mutuato proprio dalla provincia autonoma di Trento.